Nei primi 11 giorni di ticket d'accesso, la media quotidiana di ingressi a Venezia è stata di quasi 60.000 esentati dal pagamento e 17.700 paganti. Complessivamente 77.600 persone entrate col contributo d'accesso. I numeri sono stati ottenuti attraverso un accesso agli atti dal consigliere di opposizione di Tutta la città insieme, Giovanni Andrea Martini, che li ha anche presentati in videoconferenza alla stampa estera. Se aggiungiamo che nello stesso periodo in alberghi e affittanze turistiche di Venezia dormivano altre 54.700 persone, si può dire che ogni giorno per le strade della città c'erano 131.900 turisti. Oltre ad essere un fallimento perché abbiamo tutti, ci siamo resi conto di che cosa vuol dire il ticket, cioè nulla agli effetti di una gestione dei flussi, abbiamo scoperto dei dati pesanti per quel che riguarda proprio i numeri. Aggiungendo i 49.000 abitanti rimasti a Venezia, quotidianamente c'erano in città quasi 181.000 persone, ma rispetto ai residenti i turisti non si distribuiscono su tutti i 100 ettari di spazio pubblico stradale veneziano, tendono ad accentrarsi su circa la metà di questa superficie, quella di maggior richiamo. Quando si arriva ai picchi dei 100.000 c'è circa un turista ogni 3 metri quadrati e mezzo. Nei punti di maggior interesse anche uno per metro quadro. E questa è una condizione che quando i picchi di massa che conosciamo, il carnevale o altre situazioni, si generano, non c'è nessuna sicurezza possibile in caso di un evento imprevisto pericoloso, gente che sta male, qualcosa che crolla, insomma un evento imprevisto come è successo a Torino. Per tutta la città insieme si tratta di numeri pesantissimi. Sostanzialmente a Venezia, conclude il gruppo consiliare, i turisti sono oramai il triplo dei residenti e in più, dicono, c'è un contributo d'accesso che raccoglie dati personali chiedendo l'accettazione di una clausola. Accettiamo la possibilità che i nostri dati vengano ceduti a soggetti terzi, siano essi privati che pubblici, ed è una accettazione che è, come dire, un'imposizione del sistema, perché se io non accetto non posso procedere oltre.